Ciao ragazzi, antipasto, qui Radecetti, primo con i bigoli al mirtillo e insieme in tutti e due i casi una salsa con le sarde eccezionale. Cosa che abbiamo qua, Giannico? Oh, questo è per l'eccellenza Le sarde. la Quaresima. Sì. Le sarde messe via sotto sale, che dopo, insomma, guarda quello che riuscimo a fare, una roba più semplice di questa. Certo. E l'ideale sarebbe che comprai queste, Sì. le lavai, le lische a mano e dopo le sciogli, cioè sarebbe un po' più gustoso, un po' mestiere, ma siccome che go pressa con Stefano, scusami tanto, non riesco a... Mi usiamo qui sotto olio, che è Va già bene. pronto, Vito Sali, Sky e tutto quanto. Però mi bisogna che mi insegni un trucco, come che si fa. Mi metto Vito beosaio, Sì. vuol dire che è bestia sana, che mangia bene, fin. Dopo, buttarmi o pescarmi, qua non serve smontare altro grasso perché abbiamo tutto. Con sta salsa madre qua, mi condiso i bigui, che casualmente li ho colorati con i mirtilli, Casualmente. però prima di mangiarli te faccio con questa salsa qua saiare i verdolini, che è la storia che ti dicevo Certo. prima. Guarda che spettacolo, Ma che bel colore. guarda si sono invitanti, no? Bello, bello, bello. Perché il latte, Giannico? Per sciogliere le alici. E allora il latte, cucinandosi, diventa crema. Voluto impreziosirlo con del rosmarino, scusa, del prezzemolo. Certo. Voluto, non so. Dopo con questa salsa qua, mi faccio, che adesso non vi affermo, mi trito l'aglio, lo cucino nel latte, proprio lo cucino nel latte, diventa sta crema, la sciolgo, la metto dentro qua, prezzemolo e mi preparo la salsa per condire i radici di antipasto. Abbiamo fatto la salsa, mettiamo su a bollire i bigui migo coloriti con un po' di mirtilli. Ok. No? Li mettiamo dentro bollire, l'acqua se drio cominciare a bollire, meglio perché mesgea i bigui che Certo. messi in congelatore, sì che quando che riparte adesso tra 3 secondi riparte l'acqua a bollire, mi cucina, non stai cucinarli tanto insomma, ecco, però finché aspettiamo che se facciamo un antipastino, Stefano. Ma te sfondi una porta aperta, te lo sai. Verdolini, Eccoli. E la terrinetta di terracotta. terracotta. Che bello. Sì, perché mi caro che a me sente, insomma, si diverte anche con che roba qua, pensa che a terracotta gli aveva trattata via, stice qua. Davvero? Sì, perché gli ha cambiato stile su un ristorante, io ho visto tutto bianco, porcellanato, e mi l'ho portato a casa. Dai, Però può fare queste robe qua. Ha il senso rustico della cucina questa, che bella. Sì, non metteria assai, cosa dici? No, siamo stati. Perché? Perché già di suo mi sarà le sarde. Sarde. Boh. Dico No, imparare. volevo vedere se ieri Sto attento. mi metto pepe bianco, rigorosamente grattato al momento. Allora, mettiamo un filo d'olio. Guarda. Calda. Sento. Magari se avviene uno scalogno che le drivo su adesso, metti che dentro anche 2 o 3 toccate di scalogno.
dopo siccome so che ti devi andare a parlare in giro, ora non volevo appesantirti l'alito. Ah, come andare amorose, O seguiamo? Certo. Allora questo è il nostro antipastino. Ti si va? Giusto? Sono arrivato giusto. Giusto. Te mi hai detto cosa mi hai fatto un po' così. Abbiamo messo su una salsa. Mamma che buono. Appetitoso, semplice. Sì, si dove gusto. Mamma. Ma se te una fetta di punta brustolare. O un pan tostato con un filo di aglio. Manca così. Ma questo non è una di pasta. Però adesso vuoi aspettare anche i bigoli perché... Ma dai. Ma ormai te me conosci. A senti in sai cosa che davo. A senti in sai che mai. Tornerà domani. Io qua i miei tositi qua. I tosetti. I biwi, il bigo è aro. A chi non ritracciamo un minuto. Questo pressa. Aspetto. Non si può marinarti. Si aspetta. Siamo pronti? Pronti. I bigoli ai mirtilli. Vedo che colore strano, guarda. Sì. Basta uno. Siete pronto? Sono nato pronto. Qua siccome che guardi si di città, lo so, mi adesso che metto dentro un po' di prezzemolo per addolcire, se ti sei d'accordo. Va bene. Qua, qui biwi al mirtillo. Ma perché il mirtillo? C'è una scelta questa? Perché per non fare sempre i soliti biwi con che colore ha, sono molto neutri, non sono invasivi come altri colori tipo rape, mestieri, e per fare un po' di fantasia, mi amo i colori. Certo. Questi sarebbero più esagoni, cioè sarebbero biwi quadrati, però bigo e aro, è sempre quello sistema, un uovo, un etto di farina. Oggi abbiamo fatto il bis, insomma, antipasto primo, a me va ricco ancora, Sì, ma vedo che è impressionante, tu ti dici che in Quaresima semmai a poco mi stiamo fatto l'antipasto il primo, smontando. Ma veramente? Ragazzi, bigoli con la salsina e con le sarde, no? Siamo proprio nel pieno della tradizione quaresimale. Perché qua in Quaresima, chi l'ha detto che bisogna mangiare male? Io ho detto che bisogna mangiare erbe come vacche. No, me è un dato da Giannico. Ragazzi, ci vediamo per una prossima ricetta che sarà altrettanto straordinaria. Io so già cos'è, ma ve la so a sorpresa. Intanto andiamo avanti qua perché sennò si raffredda davvero.